quindi nel vivo, nel senso che adesso abbiamo visto quali sono tutte le opportunità e vogliamo entrare proprio nel vivo di chi è stato finanziato, aiutato, è partito e ha un progetto in mano o magari ha appena iniziato. Lo facciamo subito con la prima, con una donna. Buongiorno a tutti, io sono Sofia Celadon, ho 24 anni e nell'estate del 2021 ho partecipato al corso Giovani e Startup Nuove Idee per Nuove Imprese organizzato da Poster Formazione e finanziato dalla Regione Veneto con il programma Garanzia Giovani. Io sono attualmente una ghostwriter e una copywriter e questo corso mi ha aiutata a rendere la mia idea e il mio sogno un po' più reale, con delle strategie di redazione di business plan e anche strategie più imprenditoriali per capire meglio in questo mondo culturale che è la scrittura come renderlo un lavoro vero e proprio e non solo un hobby. Trovo che il corso di Poster Formazione mi sia stato molto utile ed è decisamente molto interessante per tutti quei giovani che vogliono inserirsi nel mercato del lavoro in maniera non tradizionale e imparare cose nuove. Buongiorno a tutti, siamo Camilla Zampini e Brigitta Pia Aliotto, borsiste dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e siamo qui oggi per presentarvi alcuni spunti di riflessioni nati a seguito del nostro lavoro di ricerca. Il lavoro di ricerca che abbiamo svolto e stiamo svolgendo si colloca all'interno delle azioni integrate di coesione territoriale. Queste azioni integrate di coesione territoriale hanno come obiettivo la riduzione delle disuguaglianze, della povertà e del rischio di marginalità sociale dei soggetti maggiormente vulnerabili. L'obiettivo della ricerca è contribuire ai processi di modellizzazione dei sistemi territoriali di intervento del programma ECT a rete e per tale ragione gli ambiti di ricerca sono 4 e si distribuiscono su 4 territori differenti. Sono un diplomato dell'ITS Meccatronico Veneto, uscito nell'anno 2020. E l'idea di aprire un'azienda mi è venuta un po' per il fatto che vengo da una famiglia di imprenditori, ma ho colto l'occasione della possibilità di avere un'esperienza lavorativa con l'ITS Meccatronico per andare a costruire le fondamenta di questo progetto che volevamo costruire con altri 3 miei amici. Il tutto è cominciato con il tirocinio presso Geco, un'azienda che si occupa di gestionali per concerie. Abbiamo visto un po' come gira il mondo del lavoro e poi ci ha anche permesso di crescere individualmente. Dopo il diploma c'è stato un attimo di stop, ancora alla volta di settembre. Abbiamo rilevato questo ufficio dove ci troviamo al momento, abbiamo cominciato a metterlo a posto e un po' alla volta siamo arrivati ad aprile, che è stato il mese in cui abbiamo aperto per la prima volta le porte della nostra azienda. Una delle doti principali che ho preso dall'ITS è proprio quella del problem solving, che è stata una delle caratteristiche principali che hanno tentato di inserire nel nostro curriculum durante il corso. Problem solving perché tante volte ci troviamo davanti a un problema e noi dobbiamo andarlo a innanzitutto dividere in tanti piccoli sottoproblemi e capire come risolverli uno a uno e dopo ricomporre il tutto per andare a costruire la soluzione finale. E quindi con il concetto nell'ottica proprio dell'open innovation si condividono questi progetti di ricerca tra più imprese, di sviluppo di nuove tecnologie e poi si applicano in contesti diversi. È un contesto molto aperto e molto positivo all'interno del quale si cresce, si fa esperienza e si condividono gli sviluppi appunto di queste tecnologie che si ispirano a Industria 4.0. L'ultimo progetto in corso, che si chiama Virtuem, che è partito nel 2020, ha come obiettivo quello di utilizzare degli strumenti di virtualizzazione. Grazie a Virtuem ci sono proprio queste aziende che partecipano e che quindi hanno l'obiettivo di beneficiare, di sviluppare e di utilizzare questa tecnologia. Ed è una grande opportunità per i giovani, visto che oggi si parla di giovani, perché
I nativi digitali hanno proprio queste competenze, anche ad esempio il concetto di pay per use, e quindi di trasformazione di un prodotto da fisico a virtuale, sono tutti concetti che conoscono molto bene, proprio perché sono nativi digitali. E quindi è necessario il loro supporto, il loro aiuto, e ci attendiamo di avere presto all'interno della rete delle nuove aziende create da giovani, nell'ottica proprio di creare nuovi vantaggi competitivi non solo per le imprese ma per tutti. In Ukilo progettiamo e realizziamo strumenti digitali ad hoc, e appunto nell'ambito di Virtuem e quindi della rete ImproveNet abbiamo avuto l'opportunità di creare per aziende del nostro territorio di enorme valore software, digital twin, esperienze di realtà virtuali, e devo dire che è stato un buon modo per sperimentare. L'idea di Scaligera nasce a fine 2019 per trasformare una difficoltà in opportunità, in quanto a fine 2019, un po' a sorpresa, 3 dei 4 soci, Michelangelo, Natascia e Daniele, tutti giovani intorno ai 30 anni, si sono ritrovati improvvisamente dalla condizione di occupati a tempo indeterminato a disoccupati. Quindi si è cominciato a ragionare su quelle che potevano essere le prospettive di crescita professionale, che prospettive potevano esserci per un nuovo impiego, e si è cominciato a ragionare sulla possibilità di passare da disoccupati ad imprenditori, aprendo un proprio laboratorio e quindi accettando la sfida di passare da dipendenti ad imprenditori. Quindi nel 2020 si inizia a concretizzare questo sogno attraverso la stesura del piano imprenditoriale. La prima analisi che è stata fatta in maniera molto dettagliata è stata l'analisi dei competitors, quindi di tutti i laboratori che erano presenti sul territorio scaligero, ma anche dei potenziali clienti. Da qui è emersa e si è passati alla seconda fase, che è stata la scelta delle analisi. Le analisi su cui puntare e che sarebbero diventate il core business del laboratorio. Per la scelta delle analisi si è dovuto mettere assieme 3 diversi elementi. La professionalità dei tecnici, quindi quello che i tecnici erano capaci di fare, che avevano imparato nei precedenti 10 anni di esperienza come dipendenti, quello che i clienti chiedevano, ma soprattutto anche importante, quello che potevamo inserire nel nostro piano industriale e quindi la strumentazione che potevamo acquisire. Ovviamente non avevamo a disposizione dei finanziamenti illimitati e quindi il piano industriale è stato molto importante per capire quello che poteva essere il finanziamento complessivo di cui avevamo bisogno, e quindi per capire il capitale iniziale. Parte di questo capitale è stato finanziato da noi soci e parte invece da istituti di credito. 2 miliardi e 62 milioni complessivamente. Parlerò della nostra azienda, Wallace & Moore, che è una spin-off dell'Università di Padova, di cui parlerò dopo, e del progetto Innovamare nell'ambito della cooperazione europea e regioni. Allora, Innovamare si inserisce nel programma Interreg Italia-Croazia, che è un programma di cooperazione territoriale tra province, insomma regioni dell'Unione Europea, in particolare che coinvolge 2 paesi, appunto Italia e Croazia, e 25 province italiane e contee croate, tutte nell'ambito dell'Adriatico. Gli ambiti di cooperazione sono 4: innovazione blu, i cambiamenti climatici e la gestione dei connessi, e le risorse ambientali e il patrimonio culturale, pensiamo ad esempio all'archeologia subacquea, e il trasporto marittimo, che forse è quello più rilevante in termini economici. E i progetti approvati sono 83 per un valore di 230 milioni di euro di risorse allocate. Qui vedete il sito i-croatia.eu. I progetti strategici approvati in totale sono 11 e il progetto in mare si inserisce nel primo ambito, ovvero l'innovazione blu, per un totale di 5,5 milioni di euro di risorse assegnate. 14 i partner tra Italia e Croazia.
L'innovazione blu riguarda appunto, come spiegato nella colonna di destra, la collaborazione del settore pubblico e ricerca, quindi un po' tutti gli attori, diciamo, nell'ambito della robotica, sensoristica e innovazione legata al mare, subacqueo e anche di superficie e anche portuale. E tra gli obiettivi c'è appunto creare un cluster collaborativo di respiro europeo, quindi Italia e Croazia, visto che sono due parti, ma non solo in realtà, e dopo vedremo come, e sviluppare prototipi, azioni pilota e diciamo, dimostratori per innovazione nell'ambito dell'ottica, delle comunicazioni subacquee e appunto innovazioni in generale legate al mare. Qui vediamo un sito, se volete, che è quello di prima, /web/Novamare. Noi come azienda spin-off dell'Università di Padova siamo stati ospitati da Novamare, non partecipiamo al progetto, siamo stati ospitati dai partner e abbiamo dato un contributo sulla discussione riguardo alle spin-off, alla loro evoluzione e alla crescita. Suddivisi sui due programmi del Fondo Sociale e del FES in maniera uguale. Come vedete, le risorse dedicate direttamente o indirettamente ai giovani sono molte, e sono le risorse relativamente al Fondo Sociale Plus che riguardano l'istruzione e la formazione, che riguardano l'occupazione. Come vedete stiamo parlando di circa 500 milioni di euro nei prossimi anni, e poi la priorità numero 1, la priorità più importante sia in termini economici che in termini di risorse, che riguarda appunto l'Europa più competitiva e intelligente. Qui ovviamente dentro c'è tutto il tema dei giovani e delle imprese. E nella slide successiva vedete un po' quali sono le principali sfide che riguardano il programma del Fondo Sociale. Ci sono quattro filoni, 4 priorità, che sono l'occupazione, la formazione, l'istruzione, l'inclusione sociale e l'occupazione giovanile. Voglio sottolineare il fatto che la Giunta regionale per la prima volta ha approvato insieme e ha fatto proprio materialmente insieme i 2 programmi. Questo perché ovviamente il territorio sempre di più chiede di avere un sistema unitario, non interessa granché da dove arrivano i fondi, da quale programma, sono nazionali o comunitari. Quello che ci chiedono i nostri giovani, le nostre imprese, è di avere delle risposte ai loro bisogni. Quindi abbiamo poi fatto in questi anni molti interventi per le persone, insomma, che sono più in difficoltà, che sono più difficilmente occupabili, e qui è richiamato uno strumento che ormai è molto noto, che si chiama ICT, Azioni Integrate di Coesione Territoriale, è destinato appunto a persone, diciamo, più svantaggiate in condizioni di fragilità. E riguardo ai giovani, parlavo prima di Garanzia Giovani, un programma che adesso, diciamo, confluirà all'interno del Fondo Sociale, però giusto 2 numeri per ricordare il lavoro che noi e voi, molti operatori collegati, abbiamo fatto in questi anni, numeri veramente rilevanti: 171.892 giovani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani in Veneto e 108.000 e qualcosa giovani che hanno trovato lavoro dopo l'adesione, quindi numeri veramente importanti, con diversi strumenti che erano previsti, di varie tipologie di misure previste dal programma Garanzia Giovani. Torniamo al tema delle reti innovative regionali. Questo è uno strumento che continuerà. Vedete, sostanzialmente in questo momento abbiamo 21 reti innovative regionali, le vedete suddivise sostanzialmente in diversi blocchi. L'ultima rete innovativa regionale è nata ovviamente in un ambito molto attuale, molto importante, che è quello del biomedicale, quindi anche con tempestività la Regione è riuscita a dare risposta a un fabbisogno molto concreto. Questo strumento consente, appunto, ripeto, un sistema quale quello veneto, in cui altrimenti solo le grandi imprese, ce ne sono pochissime, o le medie, e anche qui non ce ne sono molte, di fare ricerche. In realtà questo consente di avere aziende che si mettono in rete, che possono sfruttare ovviamente la capacità di ricerca delle nostre università, dei nostri centri di ricerca. Abbiamo poi strumenti di sostegno delle imprese giovanili, delle imprese anche femminili. Questo lo facciamo con risorse
regionali. Peraltro adesso, come sapete, insomma, all'interno del PNRR ci saranno risorse molto importanti, in particolare per quanto riguarda l'imprenditoria femminile. Abbiamo dei problemi di contesto enormi, non risolti prima della pandemia. Direi alcuni datati. Il primo, la natalità. Se non risolviamo questo, la nostra piramide schiaccerà la forza produttiva. È indubbio. Possiamo fare cosa in termini di capacità pubblica? Molto, almeno su due livelli. Uno è quello culturale, il secondo è quello dei servizi. Non possono andare disgiunti. Io non credo che una madre faccia figli se ha o meno un contributo, anche però. Io credo che i servizi debbano essere, con Micaela in un altro diciamo cenacolo, ecco, proprio cenacolo, abbiamo proprio parlato del ruolo da protagoniste delle donne rispetto alla società, che non è solo l'economia, però l'economia, guardate che è di derivazione greca ed è la gestione della famiglia, della casa esattamente, insomma è filosofico il concetto. Bene, noi dobbiamo affrontare il tema della natalità. Alcune cose si fanno con legge dello Stato, non ce la faccio io, altre le faccio io con i servizi e quindi lavoreremo molto per la conciliazione dei tempi di vita e del lavoro, per i servizi legati a una migliore istruzione e migliore educazione, perché dovremo fare in modo che anche sulle imprese non si scarichi questo costo. E quindi, siccome non è possibile vedere la maternità come un costo, ma come un investimento, questo è un punto. Lo dico parlando di giovani, certo, perché se vedo i dati del contesto e vedo che solo l'8% vive fuori casa e di questi solo il 12% è sposato e ha figli, mi metto le mani nei capelli e piango forte. Dopo che ho pianto devo trovare delle soluzioni e quindi cosa facciamo per aiutare con la leva strategica del capitale umano e dei fondi comunitari in dotazione alla regione? Come tocchiamo questo obiettivo? Prima però bisogna dirci che lo tocchiamo e vogliamo toccarlo. In America o nei sistemi cosiddetti evoluti non c'è spazio per i secondi, c'è spazio solo per i primi. Qui invece in Veneto c'è un sistema di imprese di welfare dove anche il terzo tu lo puoi trovare fra 10, 15, 20 anni, che ha un'impresa con 40 dipendenti e una macchina che può costare 100.000 euro. Non ne faccio una questione di reddito, non mi interessa. Io ne faccio sempre una questione di opportunità. Questa è una terra dove si riesce a contemplare una grande capacità di fare impresa, perché guardate che le nostre aziende, pur essendo piccolissime, hanno un tasso di innovazione e di ricerca mostruoso, una grande capacità di fare impresa, con un'attenzione sociale che forse non è uguale anche qui al mondo. E questa compenetrazione fa della nostra regione la terra delle opportunità.